Buongiorno, i titoli con le principali notizie. In cattedrale a Catania l'ultimo saluto a Santo Re, dolore e profonda commozione tra i presenti per le parole della sorella del pasticcere massacrato da un posteggiatore abusivo a Ognina. L'arcivescovo Renna, il suo sacrificio non cadere nel vuoto. Mappatura del territorio, attività pressante contro i parcheggiatori abusivi in prefettura. A Catania ha riunito il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. A Marsala si avvia a conclusione il processo dei fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli di Giovanni, l'autista di Messina Denaro, accusati di favoreggiamento. Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di carcere. A Catania arrestato per aver picchiato la moglie con un bastone, anni di violenze inizialmente coperte dal silenzio sono venuti alla luce grazie al coraggio del figlio minorenne. Renato Schifani è il governatore meno apprezzato d'Italia. Nel sondaggio SVG pubblicato il presidente della regione siciliana ottiene solo il 25% del gradimento, al primo posto Zaia. Nel quartiere di Librino a Catania ha siglato il patto educativo che coinvolge i genitori nella vita scolastica, obiettivo combattere l'abbandono scolastico. Basket, playoff scudetto, Trapani perde anche gara 3, sfuma il sogno tricolore alla Pala Leonessa, finisce 92-86 per Brescia. Per i siciliani cala il sipario su una stagione comunque straordinaria. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In cattedrale a Catania l'ultimo saluto a Santo Re, il pasticcere catanese ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo nel borgo di Ognina. Commozione e rabbia tra i presenti, la sorella chiediamo più giustizia e sicurezza, dice. Nell'omelia l'arcivescovo Renna, il sacrificio di Santo non cadrà nel vuoto. Luca Ciliberti. Ti chiediamo scusa perché non siamo riusciti a proteggerti. Eri il piccolo di casa. Quel giorno sei venuto da me sanguinante chiedendomi aiuto. Scusa se non sono riuscita a salvarti. I volti irrigati dalle lacrime per una tragedia assurda, ancora oggi inspiegabile. No, siamo senza parole, siamo distrutti, senza parole, non ci sono parole per definire questa persona. Siamo molto arrabbiati e vogliamo giustizia per Santo. Vogliamo giustizia per Santo, perché non è giusto morire così. Ci hanno tolto un pezzo del nostro cuore. Siete arrabbiati? Sconvolti, più che arrabbiati, sconvolti, una cosa terribile veramente. C'è solo il dolore e il dispiacere per quello che hanno rovinato una vita e una famiglia. In cattedrale a Catania i funerali di Santo Re, il pasticcere ucciso lo scorso 30 maggio nella piazza del borgo di Ognina per mano di un parcheggiatore abusivo di origine africana. È la morte di chi è stato colpito all'improvviso da chi non se l'aspettava, da quella mano che tante volte egli aveva con gentilezza nutrito. Fuori i palloncini bianchi e azzurri legati insieme a simboleggiare un grande rosario. Santo era un devoto di Sant'Agata ed è a Sant'Agata che familiari e amici hanno voluto affidare Santo per l'ultimo saluto. Ma adesso chiedono giustizia. A nome di Santo chiediamo alle istituzioni giustizia, certezza della pena e azioni immediate per la sicurezza di tutti i cittadini. Occorre alzare l'asticella della prevenzione perché c'è un'esigenza di tutela e di sicurezza che la cittadinanza richiede. Il sacrificio di Santo, sono sicuro, non è un sacrificio che cadrà nel vuoto. Nel pomeriggio il feretro è transitato a Ognina davanti alla pasticceria che per lui era casa e famiglia. Mappatura del territorio, attività pressante contro i parcheggiatori abusivi in prefettura Catania, ha riunito il tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Sentiamo ancora Luca Ciliberti. Il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha convocato a Palazzo Minoriti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Al tavolo riuniti anche il sindaco e tutti i vertici delle forze dell'ordine. La riunione è servita per dare risposte immediate dopo l'omicidio di Ognina dello scorso 30 maggio, unito ai fenomeni di criminalità dilagante in Corso Sicilia e al diffuso senso di insicurezza denunciato dai cittadini nelle aree della Movida a Catania. Si è concordato di riprendere attività già svolte anche nel recente passato
ricominciando a fare una sorta di mappatura sostanzialmente di tutta la presenza dei parcheggiatori abusivi. Io credo che li andremo a ricontrollare uno per uno all'interno di attività straordinarie di controllo del territorio per capire esattamente chi sono, dove sono, che posizione hanno sul territorio nazionale e quindi diciamo si cercherà da questo punto di vista di svolgere un'attività di pressione importante. Nel caso specifico di Ognina questo parcheggiatore era stato arrestato, è tornato in libertà, era là insomma davanti a tante persone, addirittura si diceva che molti lo conoscevano. Sì, abbiamo sentito anche di situazioni nelle quali lui, insomma, nonostante i controlli di polizia, era stato addirittura difeso da persone che stavano sul posto e individuato come persona, insomma, che non avrebbe portato problemi, poi le cose sono andate diversamente. Il comitato si riunirà nuovamente a breve per ulteriori attività di controllo del territorio. A Marsala si avvia a conclusione il processo ai fratelli Antonino e Vincenzo Luppino. Il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di carcere. Sono i figli di Giovanni, l'autista di Messina Denaro, accusati di favoreggiamento. Sentiamo Laura Spanò. Il PM della DDA di Palermo, Bruno Brucoli, alla fine della sua requisitoria ha chiesto 12 anni di carcere ciascuno per i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, processati davanti al Tribunale di Marsala poiché ritenuti tra i fiancheggiatori di Cosa Nostra avrebbero favorito la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. I due fratelli sono accusati di favoreggiamento e procurati in osservanza di pena aggravanti dall'essere stati commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa. I due fratelli sono figli di Giovanni Luppino, l'autista del boss. Antonino e Vincenzo furono arrestati il 13 febbraio 2024 a Campobello di Mazzara. Giusto un mese dopo il GUP di Palermo, Cristina Lobue, condannò il padre Giovanni con rito abbreviato a 9 anni e 2 mesi di carcere per favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza di pena, non riconoscendo però l'accusa di associazione mafiosa perché non sufficientemente provata. Per gli inquirenti i due fratelli Luppino avrebbero contribuito con le loro condotte al mantenimento delle funzioni di vertice del padrino, fornendogli prolungata e variegata assistenza durante la latitanza e partecipando al riservato sistema di comunicazioni attivato in suo favore. Ora la parola passa alla difesa, poi la sentenza. Avrebbe fatto ricorso a accordi con imprenditori e professionisti per turbare le gare indette dal comune di Resuttano. Finisce ai domiciliari il sindaco del comune di Caltanissetta, Rosario Carapezza, altre 7 misure cautelari. Rita Cinardi. Avrebbe favorito imprenditori e professionisti a lui vicini per garantirsi consenso politico e quindi vantaggi elettorali. È questa l'accusa mossa dalla procura di Caltanissetta al sindaco di Resuttano, Rosario Carapezza, arrestato dai carabinieri e condotto ai domiciliari nell'ambito di un'indagine che vede tra gli indagati anche altre 7 persone tra impiegati comunali, liberi professionisti e imprenditori. Per 3 di loro è stata emessa la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio, per altri 4 il divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione. 2 i reati contestati a vario titolo, la turbata libertà degli incanti e la falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo l'accusa, nel primo caso gli indagati avrebbero fatto costantemente ricorso ad accordi con imprenditori e professionisti al fine di turbare le gare indette dal comune di Resuttano, in particolare quella relativa alla realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e quella per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo sportivo. I fatti risalgono al periodo tra il 2019 e il 2022. La turbativa si sarebbe concretizzata, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'accordarsi preventivamente sugli esiti del procedimento, nel manipolare l'estrazione dell'offerta da inviare alla fase della procedura negoziata, nel redigere falsi verbali di sorteggio e di gara. La contestazione delle ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici riguarderebbe invece l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione di lavori e manutenzione di edifici scolastici e comunali. 20 condanne per oltre 180 anni di reclusione, la sentenza pronunciata dal giudice per le udienze preliminari di Catania, Anna Maria Cristaldi, a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato incardinato nell'inchiesta Doppio petto contro il clan Ieni, guidato dal boss deceduto Giacomo Maurizio, ritenuto ai vertici della cosca mafiosa Pillera Puntina. A capo del gruppo ci sarebbero stati figli del capomafia Francesco e Dario.
Giuseppe Antonio Ieni, condannati rispettivamente a 20 e 12 anni e 8 mesi di reclusione. I due fratelli, Ieni e Francesca Viglianesi, sono stati anche condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali con una provvisionale di 10.000 euro all'imprenditore Angelo Di Martino, che il 4 dicembre del 2023 si è dimesso da presidente di Confindustria Catania dopo l'operazione Doppio Petto. Dall'inchiesta sarebbe emerso che avrebbe pagato il pizzo al clan senza denunciare l'estorsione. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Catania per aver picchiato la moglie con un bastone. 2 anni di violenze, inizialmente coperte dal silenzio, sono venuti poi alla luce grazie al coraggio del figlio minorenne. Una storia di soprusi, spesso nascosti, per cui è necessario continuare a parlarne. Eva Spampinato. Sono stati la forza e il coraggio del figlio 17enne a sottrarre dalle mani violente del padre una madre che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. 2 anni di botte, silenzi, 2 anni di paura, finiti con l'arresto di un uomo di 47 anni catanese accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei suoi figli. Le violenze erano cominciate nel 2024. La donna si era presentata in ospedale con un braccio tumefatto. Inizialmente aveva detto che era stato il marito, ma poi aveva ritirato la denuncia. Un caso isolato, aveva spiegato. Nei mesi successivi le violenze non si sono fermate quando l'aggressione è finita con delle bastonate, provocando alla donna un grave trauma alla spalla. Il figlio non è riuscito più a rimanere in silenzio e ha raccontato tutto. I 4 figli della coppia sono stati affidati a una casa famiglia. L'uomo, rintracciato in una casa nella zona di Vaccarizzo, è stato arrestato. Quella che abbiamo raccontato è la fotografia di una realtà che ci riguarda tutti e che continua a riempire le cronache dei giornali. Una violenza che spesso resta nascosta e che non parla solo di botte, ma anche di paura di denunciare e solitudine. Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo smettere di parlarne. A Palermo i carabinieri della stazione di Santa Cristina Gela hanno arrestato 3 persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una madre di un ragazzo che fa uso appunto di hashish. Renato Schifani è il governatore meno apprezzato d'Italia. Nel sondaggio SVG pubblicato, il presidente della regione siciliana ottiene solo il 25% del gradimento. Al primo posto Zaia. Francesco Triolo. Ultimo e con distacco, il presidente della regione Sicilia Renato Schifani chiude la classifica dei governatori stilata ogni anno da SWG in base alla popolarità tra i cittadini. Per il presidente della regione Schifani solo il 25%, in calo di 2 punti rispetto al 2024. Davanti Schifani, penultimo, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca di Fratelli d'Italia al 31%, ma in crescita del 2%. Luca Zaia e Massimiliano Federica invece sono i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che si confermano i governatori più apprezzati d'Italia. Secondo il sondaggio, infatti, il Doge è stato promosso dal 70% degli intervistati, mentre il collega di Trieste incassa un 64%. Segue con il 53% la neoeletta in Umbria Stefania Proietti, seguita dal governatore della Calabria Roberto Chiuto con il 52%. Al quinto posto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. In testa c'è dunque una coppia di governatori al secondo mandato, entrambi leghisti, che pare dare forza alla posizione della Lega a favore del terzo mandato per i presidenti della regioni. Cantieri e polemiche continuano a percorrere la 19. Dopo le dimissioni dei vicecommissari è previsto un incontro tra ANAS e Regione per accelerare l'iter dei lavori sull'autostrada. Marco Gullà. 2 subcommissari dimessi, un vertice d'urgenza tra ANAS e il presidente della regione Renato Schifani, la presa di posizione congiunta dei sindaci di Casteldaccia, Altavilla e Bagheria, non ultima l'ira degli automobilisti che ogni giorno devono stare ore e ore nel traffico per via dei numerosi cantieri che si incontrano lungo il percorso. Caos e polemiche sulla 19, la Palermo-Catania, soprattutto dopo i 15 km di code del 2 giugno. Ieri le dimissioni dei 2 subcommissari, ma l'opposizione politica chiede che a prendersi la responsabilità sia il commissario governativo dei lavori, ovvero Renato Schifani. ANAS e Regione Sicilia si incontreranno proprio domani per accelerare l'iter dei lavori e sbloccare i cantieri in vista anche dell'imminente stagione estiva. Un problema decisamente sottovalutato e che è venuto a galla in una giornata
fermata di grande flusso come quella del 2 giugno. Nel cantiere fra Bagheria e Palermo è in corso la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza degli svincoli in entrambe le carreggiate. L'altro problema è che non c'è neanche una strada alternativa, perché anche la strada statale 113 e la strada Contrada dei Valloni di collegamento tra i comuni di Altavilla, Casteldaccia e Bagheria da diverso tempo sono piene di interruzioni e restringimenti per via di altri cantieri. La recente eruzione dell'Etna, che ha fatto scoppiare le polemiche sul mancato rispetto delle regole che limitano di oltrepassare i 2500 metri in caso d'allerta, ha portato alla luce un sistema che funziona, l'ETNAS, ideato da INGV e Protezione Civile, ma che deve essere necessariamente integrato con tutti i soggetti del territorio interessati. Eva Spampinato. ETNAS è uno dei pochi sistemi che in Sicilia funziona e lo ha dimostrato proprio in occasione della recente eruzione dell'Etna, che si è sviluppata con un crollo di parte della parete del vulcano che ha provocato poi una spettacolare quanto pericolosa nube ardente. Il sistema è stato messo a punto da Protezione Civile e INGV e permette di riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di apertura di fratture eruttive laterali. È un contenitore che hanno sviluppato ricercatori dell'Osservatorio Etneo, che gestisce una serie di sottosistemi di allertamento. Il sistema è in funzione dal 2022. A spiegarne il meccanismo è il direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Catania, Stefano Branca. Dalla sala operativa dell'INGV parte la segnalazione via mail alla Protezione Civile, che a sua volta la dirama a tutti gli enti e istituzioni interessati sul territorio. Complessivamente gestisce 8 singoli sistemi di allertamento che sono ognuno di questi legati a un singolo parametro geofisico, tipo il tremore, la localizzazione del tremore, l'infrasuono oppure altri parametri come le anomalie termiche eccetera. Ognuno di questi sottosistemi ha un suo sistema di preallertamento dei fenomeni parossistici dell'Etna, che vengono gestiti complessivamente e letti tutti quanti assieme, e una volta che si supera una determinata soglia, questo sistema manda in maniera automatica un primo cosiddetto warning, quindi una prima allerta con possibile probabilità di inizio di un'eruzione esplosiva dai crateri sommitali. Un sistema che funziona ma che si arena nel momento in cui occorre agire per controllare che venga rispettato. Nel quartiere di Librino a Catania ha siglato il patto educativo di comunità che prevede la partecipazione attiva dei genitori e il coinvolgimento del territorio nella vita scolastica. Obiettivo: combattere l'abbandono appunto scolastico. Tonino De Mana. È un patto che intreccia scuola e territorio in un quartiere librino che da anni combatte dispersione scolastica e povertà educativa. All'Istituto Rita Atria non è un giorno qualsiasi perché la firma incalcia il progetto. Rappresenta un punto di svolta per genitori, alunni e istituzioni. Teatro dell'evento la Nuova Masseria Moncada, punto di riferimento scolastico e non solo. Tra gli attori protagonisti il Comune di Catania, rappresentato dall'assessore all'istruzione Guzzarti. Il Comune fa la sua parte perché qui nasce una vera comunità educante che mette insieme associazioni del territorio, la scuola e le famiglie. Quindi essere partecipi informativa per noi è non solo un dovere ma un piacere realmente. I fa eco il dirigente scolastico Cetti Tumminia. Sulla dispersione scolastica, lavorandoci da tanto tempo, devo dire che abbiamo dei successi incredibili, quantomeno in quella che possiamo definire la dispersione implicita. C'è sicuramente un attaccamento e una partecipazione più attiva a tutte le attività della scuola. Le povertà educative, quelle non si combattono solo ed esclusivamente con i progetti a scuola, quello deve diventare un progetto sociale. Per l'occasione è stato inaugurato un altro murales. La rondine simboleggia la possibilità di andare, esplorare il mondo e poi tornare, perché casa rimane comunque sempre casa ed è qui pronta ad accogliere tutti. Dopo anni di interminabili lavori è stato aperto al pubblico l'ingresso pedonale della scuola, mentre sono stati piantati alcuni alberelli che faranno parte del bosco di Nuova Masseria. Breve pausa e poi la biblioteca di strada a Palermo.
Niente acqua oggi a Trapani, la distribuzione idrica, informa una nota del sindaco Giacomo Tranchina, non potrà essere effettuata per il mancato raggiungimento dei livelli minimi necessari ai serbatoi. Si rimane quindi in attesa, dice ancora il sindaco, della riparazione dell'impianto di Bresciana attualmente in corso. Nella Sicilia che legge poco mancano i bibliotecari. Vi raccontiamo la storia di Pietro, ragioniere in pensione, che anni fa ha aperto invece una libreria itinerante di strada. Marco Gullà. In un paese dove si legge sempre meno, la Sicilia resta fanalino di coda negli indici di lettura. Nella metà delle biblioteche mancano i bibliotecari e oltre 3 comuni su 4 non hanno nemmeno una libreria. Eppure a Palermo, nel cuore di un centro storico ormai invaso da ristoranti e locali, c'è ancora chi crede nella forza dei libri. Lui è Pietro, un ragioniere in pensione che ha trasformato un angolo di città in qualcosa di unico, una biblioteca itinerante. Prima innanzitutto mi sono affittato un localino qua, che sarebbe questo che poco fa avete visto, vedi, qua dentro, dove subito l'ho saturato di libri e naturalmente poi piano piano ho dovuto mettere qualche fogliolina fuori e abbiamo fatto una bellissima, un vicolo, una bellissima via stradina di Palermo, piazzetta Monte Santa Rosolina, abbiamo riempito i libri. Attualmente dopo 12 anni sono circa 70-80 mila libri. Qui non si compra, si scambia tra donazioni e baratti. Questa biblioteca è diventata un punto di riferimento per cittadini e turisti. Tanti anni che il Pietro Tramonte porta avanti questo luogo di incontro, più che altro. Oggi ho preso un libro che parla sull'Africa. Pietro passa ore e ore tra i libri e quando gli chiediamo se rifarebbe tutto da capo, non ha dubbi. Se dovessi rifare questa cosa la rifarei volentieri. Anche se ci sono state delle problematiche, però lo rifarei ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, ogni minuto. Ci fermiamo, breve pausa e poi il basket. Eccoci al basket, playoff scudetto, Trapani perde anche gara 3, sfuma il sogno tricolore. Alla Pala Leonessa finisce 92-86. Per Brescia. Per i siciliani cala il sipario su una stagione comunque straordinaria. Franco Cammarasana. Ci ha provato la Trapani Shark a fare l'impresa, ma non ci è riuscita. È finita 93-86 la gara 3 della semifinale scudetto, risultato che consegna alla Germani Brescia, che aveva vinto le 2 precedenti gare, la prima partecipazione della sua storia ad una finale per lo scudetto tricolore. La Trapani Shark ha disputato nel complesso una buona partita, più di una volta ha messo il naso avanti nel punteggio, ma le troppe palle perse, l'aver concesso ben 50 tiri liberi e la scarsa percentuale nel tiro da fuori ne hanno determinato l'uscita di scena. La delusione per l'esito della semifinale scudetto però non sminuisce i meriti della squadra granata, che da neopromossa è stata una delle protagoniste della Serie A1, chiudendo la stagione regolare al secondo posto in classifica alle spalle della Virtus Bologna. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.